Rientriamo in studio per un momento, lo studio ideale è il Parlamento europeo, abbiamo incontrato anche Regione del Veneto e non potevamo non andare a sentire cosa ne pensa di Tune, ma anche di scenari futuribili, il presidente Luca Zaia. Il mondo dell'energia sta vivendo un cambiamento significativo e sempre più rapido. Da un lato la liberalizzazione dei mercati, dall'altro l'arrivo del prosumer, il consumatore che produce energia. Quindi il tema delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica, della sostenibilità ambientale. Una sfida che oggi si gioca sui mercati internazionali e che le aziende possono vincere solo mettendo in campo nuove tecnologie, capacità di immaginare il futuro e progettualità. Competenze che di certo non mancano alle aziende venete, capaci di diventare in alcuni settori veri e propri punti di riferimento a livello europeo. L'Europa come energia e ambiente può essere nella media più avanti dell'Italia, ma non decisamente più avanti del Veneto, visto e considerato che facciamo scuola a livello internazionale. Abbiamo sempre avuto il mito dei grandi paesi del nord Europa per la raccolta differenziata e poi scopriamo di tutto punto che i campioni della raccolta differenziata sono i veneti. E questo perché? Perché abbiamo fatto un investimento non solo infrastrutturale ma anche culturale, quindi il merito di tutto questo va ai nostri cittadini. Guardando la provincia di Treviso, comunque una marca che dimostra con la presenza di 40 trevigiani oggi a Bruxelles di saper dialogare, di saper fare squadra. Ma di essere soprattutto nel parterre internazionale, perché poi essere in rete con l'Europa vuol dire non solo approfittare dei fondi comunitari ma anche di avere culturalmente una predisposizione all'innovazione che è sul fronte dell'energia, dell'automotive, della raccolta differenziata, dei rifiuti, del ciclo del smaltimento dei rifiuti in generale. Insomma, Treviso, il Veneto c'è. Come vede il Veneto tra 20 anni su questo? Sempre più impegnato sulle fonti rinnovabili, sempre più impegnato sui progetti di economia circolare, sempre più rispettoso dell'ambiente, anche perché oggi ormai il rispetto dell'ambiente in Veneto, me lo lasci dire, non è più un fatto di associazionismo ma un fatto culturale della comunità. Qualsiasi bimbo si guarda bene a buttare una carta per terra o di sbagliare nella raccolta differenziata. Questo dimostra che è entrato nelle corde dei veneti, dei trevigiani, la volontà appunto di essere assolutamente in linea con quello che è, fra virgolette, il rispetto dell'ambiente.